Ciao a tutti amici, bentornati sul canale e benvenuti sul Monte Grappa, precisamente in Valle San Liberale, vicino a Paderno, vicino a Possagno, giusto per dare delle coordinate. Siamo in provincia di Treviso e oggi, tramite il sentiero 151, andremo fin su Pian della Baia, sentiero delle Meatte, e faremo un bellissimo giro classico della zona. Quindi venite con me. Ho parcheggiato giù alla Malga degli Alpini, caseggiato degli Alpini di Fietta, parcheggio ampio, comodo, ho fatto un pezzo di strada asfaltata e un pezzo di sterrato fino a trovarmi proprio qui, in questo incrocio, in questo snodo, dove noi prenderemo il sentiero 151 e torneremo dal 153. Quindi pronti, andiamo su a fare questo bellissimo sentiero. Venite con me. Vamos, let's go! Salita decisa ma regolare, tutto sommato. Sì, c'è qualche strappetto, ma diciamo che è veramente bellissima da fare. Noi siamo partiti da quel parcheggio sotto là, non so se si vede, e oggi si prevede un dislivello di circa 900 metri, ma lo spettacolo è già veramente bello. Vedete lì Colli Asolani, tanta roba. Questo Grappa si sta dimostrando veramente eccezionale. Allora, arrivato su, allora a questo punto posso seguire 152 cima della Mandria e di là prendere subito il sentiero delle Meatte per poi scendere dal 153. Oppure adesso ho il dubbio di salire su a cima Grappa, che è un'altra ora di cammino da qui, poi comunque dovrò ritornare qui. E dai, sono le 10:30 più o meno, ci ho messo circa un'oretta e mezza per arrivare su fino a qua. Il dislivello comunque è stato bello e niente, io me la gioco, sono qui e voglio arrivare su al Grappa, se non altro forse per rendere onore ai caduti di questa montagna maestosa. Incredibile, ragazzi. Allora, rifugio Valveccia, noi facciamoci la strada da Valveccia qua e vediamo cosa succede. Tentiamo di arrivare a cima Grappa, o come mi diceva un gruppo di signore prima, intanto arriviamo a Valveccia. Vediamo, poi scendiamo e andiamo a farci le Meatte. Ciao. Allora, ho una considerazione da fare arrivato a questo punto, no? Ho incrociato tanti runners, ho incrociato
camminatori, specialmente da qui sulla Valvecchia. E allora, fermo restando che ognuno può godere come vuole e di ciò che vuole, ho una riflessione da fare. Ho visto la maggior parte di runners fondamentalmente, e questi qua scendono giù di cattiveria, non salutano, non dicono niente, non fanno nemmeno un cenno, sono alla ricerca della prestazione, ed è giusto così, insomma, va bene, è una scelta, ma la mia riflessione e il mio pensiero è questo: la percentuale di runners è molto maggiore, quindi cosa si evince? Si evince che anche nel tempo libero siamo allo specchio di quella società che corre veloce, che cerca la prestazione, il tutto in poco tempo. E per carità, ognuno sceglie ciò che vuole. Mi rendo conto però di essere sempre più fuori da questo concetto, sempre più distante da questo modo di pensare. Io voglio prendermela con comodo, voglio prendermela con calma, voglio gioire, gustare della bellezza che ci circonda, della natura meravigliosa. E un po' questa non è una giustificazione, questo è proprio il mio essere. Sento di essere così, amante della libertà, senza condizionamenti, perché il tempo è veramente poco, ragazzi. Godiamocelo, lo dico sempre. Allora, dei signori, venendo su prima, abbiamo fatto questo ragionamento insieme e mi hanno detto che Robbie Williams ha detto che sulla sua tomba ci sarà l'anno di nascita, l'anno di morte, ma il trattino che c'è in mezzo è la vita. Io credo sia proprio così. Poi dopo scenderò giù e dovrò risalire per quel costone di monte, quello è il Sentiero delle Meate, che faremo più tardi. Ce n'è di strada oggi da fare, ma è stupendo. Guardate qua, che incanto, che incanto. Beh, dal rifugio Valvecchia mettono mezz'ora a Cima Grappa, quindi tentiamo di salire. Vediamo un po'. Sentiero meno ripido e sentiero più ripido ci ha messo, 151 bis e 151. Dai, scegliamo quello più ripido. Dai che si va. Sul Sacrario del Grappa, qui davanti le Dolomiti, piccola sosta e si riparte. Sull'ossario del Grappa sono sepolte 30.000 anime
di soldati tra italiani e austriaci che qui persero la vita nella Grande Guerra, e queste come si chiamano? Questi altari che vedete sono dedicati ai monti dove sono state combattute le battaglie più cruenti qui sul Grappa. È incredibile pensare come quella guerra non abbia ancora insegnato qualcosa, eppure continuiamo con le guerre, continuiamo con le armi, continuiamo con la rivalità, con la divisione e con la lontananza. Mamma mia, Monte Grappa ce lo dovremmo portare dentro il cuore tutti i giorni. Dalla parte di qua invece vediamo sotto lì da dove sono partito, la Valle di San Liberale, dove io poi ritornerò, là dietro Colli Esolani, tutta la Marca trevigiana. Adesso io prenderò quel sentiero là, che è il sentiero delle Meatte, e scenderò da quel bosco là per poi rimmergermi nella valle e ritornare giù. Wow, dai che si va! Comunque impressionante tutto questo. Anche i signori saliti in moto dicono che è una cosa grande il Monte Grappa, vero? Sì, ma è molto più facile in moto per me. Vabbè, ognuno ha le sue passioni, giustamente. Sì. Ecco qua, lasciamo Cima Grappa, l'ossario, ci dirigiamo di nuovo verso Pian de Abaia, passando prima di nuovo per Maiga Valveccia probabilmente, per poi andare a fare il sentiero delle Meatte. Piccola sosta a Maiga Valveccia, paninetto con la soppressa, giudicato, veloce, e poi si scende di nuovo. Lasciamo Maiga Valveccia, ci dirigiamo giù verso Pian de Abaia per rimetterci nel sentiero delle Meatte. Vamos, let's go! Eccomi qua, tornato dove ero prima, Pian de Abaia. Sono salito da 151 e adesso prendo il sentiero delle Meatte e poi vediamo cosa mi invento di fare per tornare giù, perché non c'è solo la soluzione del 153. Vediamo. Sulla Cima Grappa dove eravamo poco fa sono sceso da tutto sto crinale qua. Maiga Valveccia è lì, metà del monte, e adesso ho preso la strada che comunque da questa parte qui sale. La storia del sentiero delle Meatte è più o meno come quella delle 52 gallerie del Pasubio. Avete visto che lo scenario è molto simile, anzi direi che la strada delle Meatte è una 52 gallerie del Pasubio in piccolo, quindi anche molto curiosa anche da questo punto di vista. È una strada che è stata costruita dal genio militare durante la prima guerra mondiale, sempre con lo stesso scopo,
portare i viveri al fronte, stando coperti dal tiro delle linee nemica. Quindi questo è quello che è stato costruito durante la Grande Guerra. E questo è il massiccio del Grappa, che come potete vedere anche a livello geologico qui nei millenni è successo di tutto. Questa montagna è stata ribaltata più e più volte, prima dalla natura, poi dalla guerra. Mamma mia, incredibile ragazzi, questo è un percorso magnifico. Allora, nel bel mezzo del sentiero delle Meate ho trovato l'amico di Veneto Trekking. Ok, Iscrivetevi anche al suo canale. perfetto. E anche lui è musicista, siamo sì, colleghi sì. di camminate, colleghi di musica. Quindi una volta Colleghi della bella vita. della bella vita, Della bella vita, organizziamoci una volta a fare qualche sentiero Sì, insieme. ok, Dai, volentieri. fatta. Ok. Grazie. Grande, Grazie, ciao, ciao. ciao. Il ponte tibetano della ferrata dei Sas Brusai. Noi ci passiamo sotto. Ferrata mitologica di questa zona per gli appassionati di quella disciplina. Ecco qui. La chiama Ferrata dei Sas Brusai. Un divertimento a chi la fa. Allora qui con Francesco e Lucia siamo arrivati insieme allo svincolo che si scenderebbe giù a San Liberale dal 153, ma siccome stiamo molto bene e Lucia si è un po' ripresa, andiamo a Malgavedetta, dai! E via. Stiamo scendendo dal 155, che dicono sia quello più rapido e anche abbastanza tranquillo. Benissimo, benissimo, siamo tornati giù al parcheggio. Oggi ci siamo fatti questa bellissima escursione sul Grappa, siamo saliti dal 151 fino su a Cima Grappa, poi siamo scesi, siamo andati sul sentiero delle Meatte, siamo scesi per il 155 per un totale di circa 18 km e circa un milino di dislivello più o meno. Dai, quindi spero che anche questo video vi sia piaciuto, fate le solite cose belle, commenti, iscrizioni al canale e via dicendo. Ci vediamo al prossimo video e come sempre tenete botta e ci sentiamo la prossima volta al prossimo video. Ciao!